quando vedo compare, tengo fame. Compare, poche pazienza. Quello mio marito è andato a vedere la partita di football a Napoli-Roma. Quello è tifoso, voi ho sapete. E ci mi stava a pranzo un giorno, stiamo a 3 ore. Io tengo la panza azzicata che ride. Io sapendo di questi inviti con la verità mi sono purgato. Quando è simpatica. E che ci stanno cuofane mangiare. Sì. Maccherone alle vongole, pullastiella alla cacciatora, fritte e pesce, mozzarella in carrozza, papadelle cozze, formaggio droghiere, dolci, caffè, frutta e gelato, con puliti Babba basta, come basta, come facete venire una cosa. Ah, compare, abbiamo applicato solamente il cielo con Napoli non perde. Ah, perché si perde, non si mangia. Non solo non si mangia, ma corrono pure ammazzati. E chiamo Gina, Non amica. signora, assettate. Ditemi una cosa, se io Napoli vedi. Ah, si vegge Napoli, troppo mangiato, mio marito ci porta tutto quanto a stancarla. Ma no, fa vincere Napoli. Così vuoi che stai sopra? Mio marito. Ci voleva tanto per la pista porta. Pascali che ha fatto Napoli? Niente, hai perso, 4-0 hai perso. Buonasera, non si mangia più. Ah, voi che state, sì? Stiamo aspettando a voi per mangiare. Per mangiare? Vuoi parlare di mangiare? Ma mangia la casa. Come? Ma come voleva vincere con questi dittatori che stiano venendo alla casa mia? Compare, ma che dici? Ah, che compare e compare. Non rispondete. Pascali, calmati un po', chiama. Che mangia calmato, mangia calmato. Piglio a mangiare, chietta la coppa pascia. Addio Franz, ma come con un pallone facete tanta pazzia? Con un pallone, beh, poi c'è che lui. Ma che ne capite voi? Che la scienza carcifica. E non parlate male del pallone perché sennò venga pazzata la cicate. Che ci stanno chiamando mano. Oggi è lutto nazionale in da casa mia. No, così. Ma come due volte il pallone stava per trasire da porta avversaria e sulla linea fatale il pallone si è ammosciato di botte, hai capito? Si è ammosciato il pallone, hai capito? Beh, ed è giusto, non si può accettare un gol muscio. Perché non si può accettare? Chi l'ha detto che non si può accettare? Dicite che sì. Chi lo scrive che non si può Dicite accettare il che pallone? sì, Sì, si può accettare. No? Il pallone si è ammosciato perché è stata frenata dalla lota, come si dice, dalla pozzanghera. Ora sta palla fatta che lo piazza e carognone l'arbitro, senza manca 3 centesimi di corabbietta. Venduto! Ma io vado a battere in tuo treno, parola di loro, E vado a poi la battere in tuo carcerata, come a mangiarla prima. Caimma mangiare, non mi sto zitto perché sennò comincia prima voi, Nania, cucina. Aspettate, perché le mosse calmano poco a voto, io Cacciannilla, la parte fuori, che sono due dittature, Papà, cacciannilla. papà, pare che state esagerando, Chi li ho Napoli che non sei? O Napoli non c'è. Tu chi l'hai detto Napoli non c'è. O Napoli è la più bella squadra del mondo, a me niente. Ma no, Capita tu, ma non mi chiamate vostro Giorgio, ma non ho fatto, mi ha fatto ciumpare in tiro. Dicite vivo. Non mi ha fatto ciumpare. Dicite vivo Napoli, perché se no faccio scendere porta. È vivo Napoli, è vivo Napoli. Nata cosa hai da dire? Vivo Napoli. Vivo Napoli. Anche così, Vivo Napoli. ma potete mangiare. È una parola, è come mangi senza arrangire. Mangerite che ma potete mangiare. È come mangi senza Hai da arrangire. mangiare senza ardire, mangiate. Mangiate e decide vivo Napoli. Mamma mia bella, ma come ci si può capire? Mangiate, mannaggia la vita mia, mangiate. Mangiate e decide vivo Napoli. Vivo Napoli. Vivo Napoli, vivo Napoli. Vivo Napoli.